Da oggi qui a Lido si aprono gli Special Olympics, circa 500 atleti in gara provenienti da tutta Italia. I Play the Games tornano a Venezia 9 anni dopo l'ultimo appuntamento del 2014. Calcio unificato, basket, canottaggio, vela, nuoto in acque libere, karate, tennis e golf, le discipline in gara a Lido di Venezia fino a domenica. Che i nostri infopoint, dove abbiamo sia l'agenzia ma soprattutto i volontari della CTV, stanno lavorando alla grande proprio per far capire ai nostri atleti, ai familiari, ai tecnici che sono assolutamente i benvenuti a Venezia. E oggi noi cominciamo con le gare di canottaggio, quindi nel pomeriggio siamo qui tra il club di Adora e il club nautico San Marco, dove poi faremo anche le premiazioni, e siamo a Cadelmoro con il tennis. Sabato sera la grande cerimonia di apertura al Palazzo del Cinema. La fiaccola arriverà attorno alle 9:50, verso quasi le 10, ecco. Prima c'è tutta come dire, una grande sfilata dei nostri atleti sul red carpet e poi c'è tutto uno spettacolo, che ha il contributo di tantissimi artisti. Importante il messaggio, che è il cuore di tutta la manifestazione. È anche un voler, come dire, dare un esempio, no, ecco, questi ragazzi sono atleti e devono, convivere con gli altri atleti.